nuovo capitolo dalla procura, 10 richieste di rinvio a giudizio. Ci sono ancora una volta Consoli e Trinca, l'accusa di bancarotta fraudolenta aggravata per oltre 300 milioni di euro. Ruba un furgone da un'azienda per andare in discoteca al concerto di un rapper, 17enne bloccato a Castelfranco dai carabinieri e arrestato. 16enne bloccato con addosso 17 panetti di hashish avvolti in cartine come fossero uno snack, l'arresto ad Altivole. La dinazione all'ora di cena a Breda di Piave, entrati forzando l'oscuro con un piccone, con un calcio hanno sfondato la finestra mettendo a suo quadro la casa e non risparmiando nemmeno le frittelle per i nipoti. Convalidato l'arresto di un 45enne marocchino che ha seminato il panico a San Lazzaro usando anche un coltello dopo un raid di furti su ben 7 auto. Cantieri a Treviso, l'ex caserma Salsa, continuano le demolizioni mentre Casugana accelera sulla riapertura di Ponte Ottavio, obiettivo fine luglio. Un San Valentino speciale alla residenza femminile per anziani Rosa Zalivani di Treviso. I mariti raggiungono le consorti per un pranzo di festa nel nome di un amore che non conosce età. Questa sera torna alle 20:10 l'appuntamento con la sitcom Una buona giornata, una terza puntata da non perdere. Il perché ce lo spiegano direttamente i fratelli Zeno e Pietro, ovvero Igor Barbazza e Davide Stefanato. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Lo avete sentito in apertura, il crack di Veneto Banca con un nuovo capitolo. Le indagini sono concluse a tutti gli effetti e l'ufficio ha esercitato l'azione penale nei confronti di 10 degli amministratori. E sono infatti 10 le richieste di rinvio a giudizio formulate dalla procura trevigiana con l'accusa di bancarotta fraudolenta aggravata, e tra i nomi ci sono ancora l'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli, più volte descritto come l'uomo solo al comando, e l'ex presidente Flavio Trinca, due le posizioni minori di cui è stata chiesta invece l'archiviazione. Si tratta del terzo filone della maxi inchiesta sul crack di Veneto Banca. Il primo, centrato sul reato di ostacolo alla vigilanza, è arrivato in Cassazione. Il secondo, quello sui reati di truffa, è finito su un binario morto causa prescrizione a fine 2023. Spauracchio quello della prescrizione che non dovrebbe ripetersi stavolta. La bancarotta fraudolenta infatti è aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità, così come previsto dalla legge fallimentare, tutt'altro che un dettaglio. La contestazione di questa aggravante porta il massimo della pena edittale da 10 a 15 anni e porta anche i termini di prescrizione da 10 anni a 15 che con la interruzione si alzano di un ulteriore quarto, e quindi a mio parere pone questo processo al riparo dal rischio prescrizione. La bancarotta fraudolenta è stata quantificata in 320 milioni di euro e a provocarla sarebbe stata l'erogazione di prestiti senza garanzie a soggetti definiti amici. Quanto all'udienza preliminare, dovrebbe tenersi entro la primavera. Lì si capiranno due cose: la prima, se saranno richiesti e concessi riti alternativi; la seconda, la costituzione di parte civile. Vista la tipologia di reato, non sarà possibile per i risparmiatori truffati, che però potrebbero rivalersi sulla figura del liquidatore. Se il liquidatore recupera dei soldi con la soluzione di parte civile, questi vanno a far parte dell'attivo, e nell'attivo poi c'è la ripartizione fra i vari creditori in base anche alle regole di priorità che ci sono nelle ripartizioni degli attivi fallimentari. La parola passa dunque al giudice per l'udienza preliminare. Faldoni su faldoni, frutto di un lavoro meticoloso portato avanti senza soluzione di continuità dal PM Massimo De Bortoli, ormai prossimo a ricoprire l'incarico di procuratore a Belluno. Uno sforzo titanico a fronte di risorse magre, magrissime. Questa procura è decisamente sottodimensionata rispetto al carico di lavoro che un territorio come quello della provincia di Treviso produce. Quindi lei continua a chiedere più rinforzi? Continuo a chiederlo, ma le speranze. Ruba un furgone per andare in discoteca, 17enne bloccato e arrestato dai carabinieri a Castelfranco. Voleva ad ogni costo assistere all'esibizione del rapper Tony Boy in una discoteca di Castelfranco e così la sera dell'8 febbraio ha rubato un furgone dal piazzale di una ditta edile di Cittadella e si è messo alla guida nonostante non avesse ancora conseguito la patente. Protagonista un 17enne straniero residente nel Padovano che non aveva però messo in conto la presenza di una pattuglia dei carabinieri di Castelfranco impegnata nei controlli proprio in occasione dell'evento in programma nel locale castellano. Hanno
abbiamo visto arrivare questo furgone e nell'intimare l'ALT il ragazzo ha inchiodato, è fuggito a piedi ed è stato poi ripreso dopo un lungo inseguimento a piedi appunto da parte dei militari operanti. C'è stata una piccola colluttazione dove per fortuna nessuno si è fatto male, però anche questo dà la misura e la cifra di quello che sono poi la percezione dei comportamenti messi in campo da questi ragazzi. Il 17enne è stato arrestato per ricettazione e resistenza pubblico ufficiale. Il ragazzo è stato tratto in arresto, è stato accompagnato al centro di prima accoglienza, dopodiché si è svolta l'udienza di convalida, l'arresto è stato convalidato ed è stato affidato alla comunità. Quella sera stessa, proprio all'interno del locale dove era in programma l'esibizione del rapper, i carabinieri avevano arrestato altri 2 giovanissimi ritenuti responsabili del furto di una collanina strappata dal collo di un 19enne. A bordo di un monopattino probabilmente rubato, con addosso ben 17 panetti di hashish avvolti in cartine come fossero uno snack, arrestato un 16enne. Aveva addosso quasi 1 chilo di hashish suddiviso in 17 panetti. Un giovanissimo, 16 anni, a bordo di un monopattino probabilmente rubato, stava transitando lungo via Carodoro ad Altivole. Ad un tratto il giovanissimo ha notato lungo la strada un'auto dei carabinieri della stazione di Riese Pio X che voleva fermarlo per effettuare un controllo. Subito ha bloccato il monopattino ed è scappato a piedi. Una fuga durata poco perché i militari dell'Arma lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento. Il giovanissimo spacciatore aveva avvolto lo stupefacente in cartine che potevano far pensare ad uno snack, così forse da tentare di passare inosservato durante lo scambio della droga con l'acquirente. Il giovane è stato perquisito e addosso aveva 833,90 grammi di hashish, pronto per essere smerciato. Per lui è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo l'arresto il giovane è stato condotto presso la propria abitazione e affidato ai genitori in attesa della convalida che è arrivata poco dopo. Tutta la droga è stata posta sotto sequestro. Per il 16enne è scattata la misura cautelare della permanenza in casa. Sono ora in corso nuovi accertamenti per verificare la provenienza sia della droga che del monopattino di cui il minore non ha saputo dimostrarne la proprietà, probabilmente oggetto di furto. A processo la baby gang che terrorizzava le feste nei locali del Montello. Si infiltravano nelle feste private, nei locali, nelle discoteche per provocare disordini. L'episodio contestato in questa prima udienza ai ragazzi maggiorenni tra i 21 e i 22 anni è avvenuto l'8 maggio del 2022 alla Montello Country House di Crocetta. Gli imputati sono tutti italiani di seconda generazione. Quella sera avevano innescato l'ennesima lite, poi terminata in una vera e propria aggressione con tanto di rapina. La vittima, un ragazzo a cui sarebbe stato versato il contenuto di un bicchiere addosso. A quel punto sulla pista da ballo avrebbe chiesto agli amici cosa fosse successo, una domanda che ha scatenato tutto. Subito gli imputati lo hanno preso di mira, pronti a picchiarlo. Non solo, ma gli aggressori lo hanno spinto strappandogli la catenina dal collo e provando a togliergli anche l'orologio. Non contenti, hanno anche colpito un amico della vittima che cercava di aiutarlo. Sarebbe stato il DJ che, accortosi di quanto stava accadendo, ha spento la musica ed acceso le luci, facendo disperdere i malintenzionati. I ragazzini sono stati poi identificati proprio grazie alle testimonianze di quella sera e tramite i profili social riconosciuti e denunciati. Per loro è iniziato il processo. Ancora ladri in azione, stavolta a Saletto di Breda di Piave all'ora di cena. La prima cosa che ce ne siamo accorti, hanno mangiato le frittelle. Cioè, ridiamo per non piangere. Carnevale ogni scherzo vale, non si direbbe per Antonio e la moglie Anna che si erano assentati dalla loro casa di Saletto di Breda di Piave per portare le frittelle appena fatte alla figlia e ai nipotini. Ci siamo assentati 20 minuti da casa, sono entrate dietro della casa, era fango dappertutto, metà roba l'ha dovuto rilavare tutta la moglie perché era tutta pestata sotto i piedi. Stamattina ho fatto un giro qua sul campo, ho visto delle impronte di piede sulla terra che sembrano piedi piccoli, sia stata anche qualche donna. Entrati dal retro sfruttando il giardino che da sui campi dell'abitazione hanno forzato l'oscuro con un piccone e con un calcio aperto la finestra. Hanno rubato una lampada, dopo avere un po' di contanti mia moglie dentro in borsa, perché appunto non si è portato via la borsa perché pensavamo di stare via 5 minuti. E siamo arrivati a casa e abbiamo trovato il disastro. Cioè, io dico a questa gente, ma
andate a rubare nella casa dei poveri. È la quarta volta che i ladri visitano la casa di via Molinetto. Una volta Antonio, tornato a casa da lavoro per la pausa pranzo, se li ha trovati faccia a faccia. In un caso avevano rubato circa 1.000 euro del denaro destinato alla comunità per disabili che frequentava il fratello di Anna. Questa volta invece bottino misero per i ladri che in casa non hanno trovato nulla. Mi dicono: monta telecamere, già fai fatica a arrivare a fine mese, prendersi una spesa di fare dei montaggi antifurti, telecamere, perché poi dici non ho niente, cosa vuoi che metto telecamere antifurti, però ti viene voglia di metterle su anche per una sicurezza per i familiari che hai a casa. Sembra che ti rubino l'anima, cioè pensi che toccano le tue cose, che il loro DNA di questi mascalzoni ce l'hai in casa. Questa è una cosa che ti fa proprio, cioè, volta stomaco. Noi siamo bene così, siamo felici così, ci toglie questa piccola felicità che abbiamo, che ci accontentiamo di poco. Convalidato l'arresto di un 45enne marocchino che mercoledì ha seminato il panico a San Lazzaro a Treviso usando anche un coltello, e questo dopo un raid di furti su ben 7 auto. Resta in carcere a Santabona il marocchino 45enne che mercoledì mattina nel quartiere di San Lazzaro, nelle vicinanze del Maggior Consiglio, ha seminato il panico, prima con un raid di furti su delle auto parcheggiate, poi con minacce violente nei confronti di privati cittadini e agenti di polizia. Un'escalation che solo l'intervento delle volanti ha interrotto, arrestandolo in flagranza e portandolo in carcere, dove la misura restrittiva è stata convalidata nelle scorse ore. Ma andiamo con ordine. È mattina quando due giovani si accorgono che il loro furgone ha i vetri rotti e che poco distante all'interno di un camper c'è un soggetto che sta rovistando nervosamente. Scatta immediatamente l'allarme al 113. L'uomo, nel vedersi braccato, comincia a inveire contro i due ed estrae un coltello. I giovani indietreggiano e lui inforca la bici e tenta la fuga. Arrivano gli agenti della polizia, ma di minacce ne ha anche per loro, fino a che non viene disarmato e arrestato con l'accusa di rapina. Con sé ha tutti gli oggetti sottratti nel raid: occhiali, attrezzi da lavoro, telecomandi per cancelli, carte Poste Pay, addirittura un monitor. Alla fine le auto danneggiate e depredate sono state 7. Non era la prima volta. Il 45enne marocchino era già noto alle forze dell'ordine. Tutta la refurtiva è stata consegnata ai legittimi proprietari. Sono trascorsi 6 mesi da quel terribile incidente in cui è rimasta coinvolta la ciclista Alice Toniolli. La giovane stava disputando una gara nel circuito dell'Assunta di Vittorio Veneto quando era caduta sbattendo violentemente la testa su un muretto. Traumi gravissimi. La giovane è rimasta ricoverata all'ospedale di Treviso per diverse settimane. La procura ha aperto un fascicolo che vede indagate 3 persone. Nei giorni scorsi Alice Toniolli è stata ascoltata dal PM Michele Perminuin. Di quel giorno, di quell'incidente, la ciclista 19enne, in forza alla squadra delle Top Girl Fassabortolo, non ricorda nulla, ma avrebbe confermato l'intenzione di mantenere la denuncia contro ignoti per le lesioni. Gravi le ferite riportate, avrebbe perso l'uso di un occhio ed avrebbe una profonda ferita alla schiena. Secondo il sostituto procuratore Permunian, quei muretti di cemento al lato del ponticello rappresentavano l'unico punto pericoloso del tracciato di corsa e sarebbero dovute essere dotati di protezione. Freddo, pioggia e forti raffiche di vento, mattinata intensa per i vigili del fuoco, diversi gli interventi soprattutto tra Conegliano, Mogliano e Vittorio Veneto, nessuna persona è rimasta ferita. Le chiamate sono state per diversi alberi caduti, non solo, alcuni interventi hanno riguardato anche i pali della Telecom in legno che hanno rischiato di cadere a causa delle raffiche. I vigili del fuoco li hanno messi in sicurezza nei comuni di Cordignano, Colle Umberto e Sernaglia della Battaglia. A San Biagio di Callalta, vigili del fuoco intervenuti per mettere in sicurezza una lamiera pericolante che rischiava di cadere nel mezzo di una strada. Presentato nella sede della Camera di Commercio di Treviso il bilancio 2024 dell'agricoltura, tante le sfide all'orizzonte a partire dai cambiamenti climatici, ma ci sono anche i dazi americani. Abbiamo una produzione agricola 2024 positiva, con una crescita del 2,5% e il valore che sfiora quasi gli 8 miliardi. Un bilancio positivo, nonostante alcune ombre che riguardano determinate produzioni. Se per il lattiero caseario e per il settore della frutta si può parlare di una buona annata, altrettanto non si può dire per i cereali, la cui produzione si è ridotta notevolmente a causa dell'andamento climatico del 2024. Abbiamo avuto un aumento delle produzioni, in alcuni casi
quasi non compensato dall'aumento del prezzo. Penso per esempio alle erbacee, quindi frumento, mais, orzo, mentre per altri tipi di culture, oltre a un aumento della produzione, abbiamo avuto un aumento anche del valore, penso al vino, all'olio, altre culture di questo tipo. In lieve calo dell'1,3% le imprese agricole attive, ma se diminuiscono le ditte individuali aumentano le società di capitale, a significare che si va verso realtà sempre più grandi, strutturate e organizzate. In flessione quasi del 13% gli occupati agricoli, a fronte però di un incremento del 17% delle lavoratrici donne. Ma la vera sfida per gli imprenditori è quella dei cambiamenti climatici. Nel 2024 si è registrato un inverno con temperature più alte della media e senza gelate tardive, una primavera con precipitazioni abbondanti e un'estate calda con un lungo periodo di siccità. Per l'agricoltura è fondamentale riuscire a fare delle politiche per l'adeguamento al cambiamento climatico. Probabilmente gli altri settori vengono dopo, ma l'agricoltura è la prima. All'orizzonte poi le ricadute che i dazi americani potrebbero avere sul comparto agricolo veneto. Noi esportiamo molto, soprattutto negli Stati Uniti d'America, penso al vino, 590 milioni di esportazioni, o al settore delle paste alimentari. È anche vero però che c'è un lavoro molto importante, secondo me, che il governo sta facendo di accordo diretto tra Italia e Stati Uniti per evitare magari dazi in alcuni settori. Devo anche dire che la stessa Unione Europea ha dichiarato recentemente circa 1 miliardo di euro a disposizione per situazioni di eventuali emergenze. Fiamme questa mattina in una abitazione in via Trementina a Vittorio Veneto. L'incendio ha interessato il tetto in legno di un'abitazione a 2 piani, coinvolgendo la mansarda. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Vittorio Veneto, Conegliano e i volontari di Asolo. 15 uomini hanno lavorato a lungo, riuscendo a circoscrivere le fiamme del tetto ventilato, evitando un rogo generalizzato. L'appartamento mansardato sottostante è stato danneggiato e non fruibile per i gravi danni subiti. Le cause del rogo, probabilmente dovute ad uno scarico dei fumi, sono attualmente al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, nuova iniziativa politica di Forza Italia nella Marca. Gli azzurri hanno presentato i volti della rinnovata sezione di Volpago. È un gruppo un po' più strutturato per dire che ci siamo anche noi per un dialogo comunque con tutte le forze politiche che ci sono oggi a Volpago. Un messaggio chiaro alla politica ma anche al sindaco Paolo Guizzo, sostenuto in coalizione anche dagli azzurri volpaghesi che ora hanno deciso di ricostruire la sezione comunale. Volti nuovi ma anche esperienze consolidate a fianco di chi ha deciso di scendere in campo. Per questo alla presentazione c'era l'ex sindaco Roberto Tofoletto, ma anche Rino Manzan, volpaghese per qualche anno prima di diventare primo cittadino di Povegliano. Ma soprattutto c'erano i responsabili trevigiani e veneti di Forza Italia come Roberta Tofanin, Fabio Maggio, accanto ai coordinatori provinciali Fabio Chiesa e Cristina Andretta. Il nostro partito è un partito che sta dimostrando di essere sempre più inclusivo, quindi per noi l'importante è quello di riuscire a portare avanti delle tematiche in maniera concreta e soprattutto guardando sempre al bene comune. E i temi non mancano a Volpago, a partire dall'ex polveriera tornata al centro dell'attenzione dopo i nostri servizi sulle attuali condizioni e sui progetti futuri. È un progetto importante, destinato alle future generazioni, in cui bisogna portare delle idee e che è difficile che sia gestito all'interno di un singolo comune, ma di un comprensorio dei comuni limitrofi. Una rete che Forza Italia punta a rafforzare grazie ai propri rappresentanti nelle diverse amministrazioni, anche per altre situazioni che pesano e non poco sulla comunità di Volpago, come l'imponente sottostazione di alta tensione elettrica prevista da Terna. Quando sono scelte così strategiche si fa fatica ad andare contro. Secondo me bisogna agire molto nella realizzazione con delle infrastrutture che siano meno impattanti. Temi da sempre sul tavolo dell'amministrazione comunale a guida leghista e che ora da Forza Italia puntano a rilanciare. Insomma, sarete i critici all'interno del centrodestra di quello che fa la Lega? Gli osservatori e anche i costruttori. Ex caserma Salsa e Ponte Ottavi, il punto sui 2 cantieri. È la demolizione del fabbricato chiamato A, che è del compendio della caserma Salsa. È una demolizione, è quello in affaccio a Viale Brigata Marche ed è propedeutica a fare nel suo sito le analisi ambientali. Ruspe al
lavoro nell'area dell'ex caserma Salsa tra Selvana e Santa Maria del Rovere, dove il comune intende realizzare, oltre ad un grande polmone verde, un polo in grado di fornire servizi a cittadini, studenti e turisti. In questa fase si prosegue con le demolizioni necessarie per effettuare le analisi del terreno per la caratterizzazione e l'individuazione di eventuali inquinanti. Un primo step di questo tipo aveva già interessato l'area esterna, dove è prevista la realizzazione di un parco urbano. Aspettiamo i risultati dell'ARPAV e il 26 abbiamo un incontro in provincia per vedere se effettivamente ci sono degli inquinanti o seppure possiamo proseguire con l'inizio effettivo dei lavori anche per le aree esterne. Intanto si accelera per anticipare ulteriormente il termine dei lavori a Ponte Ottavi, in modo da riaprire un collegamento strategico per i quartieri di San Giuseppe, Sant'Angelo e Santa Maria del Sile, tra loro e con il centro di Treviso. Cerchiamo da sempre di fare il più in fretta possibile per chiudere i lavori il più presto, nel più breve termine possibile. Siamo arrivati a un cronoprogramma che ci porta a agosto e cerchiamo di recuperare e finire entro il mese di luglio. Sarà inaugurato a fine 2026 il nuovo sottopassaggio lungo via Chioggia, la regionale 245 a Castello di Godego, all'altezza del passaggio a livello. Partiti i lavori per la chiusura del passaggio a livello di via Chioggia lungo la regionale 245 in territorio comunale di Castello di Godego, con la relativa realizzazione del sottovia. Un intervento richiesto da anni dai residenti, ma anche una necessità per gli automobilisti in transito lungo un'arteria molto trafficata, soprattutto da mezzi pesanti, vista la presenza di aree industriali lungo tutto l'asse della Castellana. Un'opera che rientra nel progetto della Regione Veneto di chiusura di tutti e 300 i passaggi a livello. Questo era uno dei passaggi a livello più critici. Oggi abbiamo fatto l'avvio dei lavori grazie ad una sinergia ed una collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana, perché è cofinanziato da Regione RFI in base ad un accordo che è stato stipulato con loro nel 2017. Sono 13 milioni di investimento, un anno e mezzo di lavori, perché insomma se non ci saranno imprevisti l'anno prossimo entro la fine dell'anno verrà inaugurato. So che era un intervento molto atteso, insomma sono contenta di essere riuscita a dare una risposta a questo territorio, una prima risposta in attesa ovviamente di chiudere tutti gli altri. Il traffico lungo il tratto godigese della Castellana per tutta la durata del cantiere non verrà interrotto, seppur rallentato, ha confermato il sindaco Parisotto. Ci saranno delle difficoltà chiaramente perché quando c'è un cantiere di queste dimensioni non sarà facile per gli automobilisti, però credo che insomma in prospettiva futura vedono le eventuali problematiche insomma con un po' più di sollievo, ecco. Lutto nel Coneglianese e nella Marca per la morte di Francesca Pianca Serena, mancata oggi nella sua casa dopo una battaglia contro la malattia affrontata con coraggio, con il sorriso e con una grande voglia di vivere. Era la moglie di Giorgio, titolare della nota azienda vinicola Serena Wines di Conegliano. Per tanti anni ha insegnato alle scuole medie, in particolare a Rua di Feletto. Il marito e il figlio Luca, noto tennista, le sono stati accanto fino all'ultimo. La ricordano come una persona equilibrata, umile e discreta, grande appassionata di sport e del mare. È sempre stata accanto al marito nelle più importanti decisioni aziendali. La data dei funerali non è stata ancora fissata. San Valentino alla residenza Zalivani a Treviso, un pranzo speciale per festeggiare l'amore. Si inizia con un bacio, il giorno degli innamorati, che per le coppie di casa Zalivani a Treviso ha un sapore diverso. La residenza femminile ha aperto le porte per un pranzo speciale, quasi 500 anni d'amore riuniti attorno a un tavolo. Un'occasione per Lucio e Rita, Dante e Silvana, Vittorio e Emiliana, Giselle, Salvatore, Mara e Gianfranco, di festeggiare e stare l'uno accanto all'altra. Ogni giorno i mariti, che ormai hanno creato un felice gruppo d'amici, fanno visita alle mogli nella struttura. Sorpresa, gradita, veramente gradita. Penso che anche lei lo veda. Ti rendi conto? Sì, ecco, sorride, quindi vuol dire che lo sente. Gli anni che noi lo festeggiamo, sempre festeggiato, insieme. Siete insieme anche oggi? Sì. Purtroppo un ambiente che non è quello abituale, però l'importante è festeggiare. Meglio così, almeno possiamo festeggiare assieme.
Una giornata di cura con un po' di attenzioni, ecco, in più, un'occasione per loro perché questa alla fine è la loro casa. Una giornata abbastanza felice, scusate ma una giornata, mi commuovo. Quando abbiamo fatto i 60 anni di matrimonio, lei era al San Camillo per un'operazione all'anca e ho chiesto al personale: posso portare fiori, qualcosa? Sì, una rosa ma senza spine, perché era il periodo del Covid. Una rosa senza spine. Adesso sono praticamente 63 anni che siamo assieme, insomma. Sono stato richiamato militare dopo un mese che ero sposato. Non dico cosa è successo, perché quando il postino mi ha detto domani ti arriva la cartolina rosa, era il periodo che hanno fatto il muro di Berlino. Sono contento perché, a parte che io vengo qui ogni giorno e quindi la vedo ogni giorno, ma sono contento. Così lei ormai non parla più, mi riconosce qualche volta, ma così insomma. E sono contento. Ancora nato? Sì. Basta. Questa sera, come ogni venerdì, torna alle 20:10 l'appuntamento con la sitcom Una buona giornata, una terza puntata da non perdere, il perché ce lo spiegano direttamente i fratelli Zeno e Pietro, ovvero Igor Barbazza e Davide Stefanato. Terza puntata di questa sitcom. Sì, questa sera in onda alle 20:10, ricordiamolo, su Antena 3. E dove andranno i due fratelli questa sera, che tutto il pubblico vuol sapere? Dove andremo? No, qui stiamo svelando un po' con la foto alle nostre spalle. Questa sera andremo a Manhattan. Manhattan. No, non è molto in linea col nostro, no, ma ci piace lo stesso. Allora no, ci sarà un'apertura bellissima sulla diga del Vajont, un momento estremamente emozionante, toccante. Dovrebbe e poi essere una sorpresa. Doveva essere una sorpresa. Non saremo sulla diga del Vajont, mi dispiace, volevamo farlo ma non l'abbiamo fatto, e successivamente... È bello perché teniamolo nascosto fino sui social, questa sera si aprirà... Ho capito, però teniamolo, c'è il Festival di Sanremo stasera, diciamo qualcosa che la gente almeno decide, giro per 5 minuti anche e su poi, questi due... Poi tra l'altro anche sta cosa deve finire, cioè nel senso noi deve finire, Sanremo deve finire. Ma andiamo in onda alle 20:10, 10 minuti, un quarto d'ora e poi vai a vedere Sanremo, quindi non è che... giusto? Sì, però sabato c'è la replica alle 20:50, quindi siamo in pieno Sanremo. Cantiamo qualcosa anche noi, va bene, se volete. Ecco, mi stavo anticipando. Potreste cantare voi qualcosa? Fratelli Corona, uno semo e st'altro mona. Che non si sa chi dei due sia il semo, chi dei due sia il mona. Saremo sul lago di Santa Croce, un grandissimo, bellissimo finale notturno sul lago di Santa Croce, veramente bella, emozionante, divertente, almeno così speriamo. Quindi, telespettatori davanti al televisore, perché? Perché la puntata di Una buona giornata di stasera è sicuramente meglio, più toccante, più divertente, più emozionante del Festival di Sanremo. Assolutamente sì, quindi ricordiamo... un po' grandina, No, va benissimo. Vabbè, guardo Manhattan. Alle 20:10 su Antena 3, mi raccomando, non mancate perché stasera ne vedrete veramente delle belle. Vi aspettiamo. Ciao. Nel frattempo vediamo con il generale Iannicelli che tempo ci aspetta nelle prossime ore. Dopo le piogge abbondanti e persistenti che hanno interessato tutte le nostre zone nella giornata di oggi, le previsioni volgono al meglio. Vedete, passato il sistema perturbato, l'alta pressione addirittura da nord, dalla penisola scandinava, si estende verso di noi. Poi nei prossimi giorni si salderà con l'anticiclone atlantico e quindi costituirà un blocco ai sistemi perturbati. Più in dettaglio prevediamo infatti su tutte le nostre zone, per domani già il cielo in prevalenza sereno, una bella giornata di sole. Per domenica stessa cosa, anche se a metà giornata potremo avere una temporanea velatura del cielo, ma senza nessun effetto. Da lunedì potremmo dire per quasi tutta la settimana tempo stabile, quindi in gran parte soleggiato. E i venti con questa situazione sono da nord-est con qualche rinforzo, anche qualche raffica ancora nelle prossime ore, poi si calmeranno e diverranno di direzione variabile e deboli. Le temperature tornano velocemente ai valori normali, ci eravamo abituati in questo periodo a temperature nettamente superiori alla media, ora le minime tornano sotto lo zero o vicino allo zero, infatti domani, sabato, avremo intorno ai 0 gradi le minime e poi da domenica -1, -2 e si manterranno così fino a lunedì e martedì, poi cresceranno
però rispetteranno le medie. Le massime, anche queste, scenderanno sensibilmente, non andranno oltre i 7-8 gradi per i prossimi giorni. L'Alta Adriatica è previsto molto mosso, prossime ore, e poi si calmerà, il mare diventerà insomma mosso comunque. È tutto. Siamo alla pagina con le notizie da Belluno e provincia. È accusata di tentato omicidio la 46enne che ha aggredito il vicino di casa colpendolo con un paio di forbici da sarta. Una bellunese di 46 anni è reclusa da ieri nel carcere veneziano della Giudecca con l'accusa di tentato omicidio. La donna, per motivi sconosciuti al culmine di un violento alterco con il suo vicino di casa, un 64enne di Belluno, avrebbe tentato di soffocarlo coprendogli il volto con un cuscino per poi colpirlo con un paio di forbici da sarta. Il grave episodio è accaduto giovedì mattina nella frazione di Sopracroda a Belluno e l'allarme è scattato alle 10:30 quando una chiamata al 113 ha fatto arrivare davanti alle abitazioni dei due gli agenti della volante della questura e un'ambulanza. L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso del San Martino con ferite alle mani e al cuoio capelluto giudicate guaribili in 20 giorni. La donna in stato confusionale è stata portata in questura per essere interrogata. Negli uffici della polizia la 46enne ha accusato un malore e non appena le sue condizioni di salute si sono stabilizzate per ordine del magistrato di turno le è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo quanto si è appreso, il conflitto fra i due vicini di casa sarebbe datato e sembrerebbe derivare da una serie di lunghi contrasti legati a difficoltà personali. Contrariamente a quanto si era saputo nelle primissime ore dell'accaduto, i due non hanno legami di parentela, non sono marito e moglie e neppure fidanzati. La polizia sta indagando sulle circostanze che hanno portato alla drammatica escalation scaturita durante l'ennesima violenta lite. Nell'abitazione della 46enne la polizia ha svolto tutti gli accertamenti del caso e ha sequestrato le forbici usate per l'aggressione e il ferimento del 64enne. Per la difesa della donna, salvo decisioni diverse, al momento è stato incaricato un legale d'ufficio, l'avvocato Massimo Montino del Foro di Belluno. A Feltro operai fuori dai cancelli per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici. Metalmeccanici in sciopero per il rinnovo del contratto nazionale. A Feltre oggi erano, sotto la pioggia, fuori dai cancelli della Hydro, azienda facente parte di una multinazionale anche per questioni interne. Abbiamo un problema che la trattativa sul rinnovo del contratto nazionale non si riapre per la contrarietà espressa più volte anche nell'ultimo incontro di Federmeccanica di sedersi a un tavolo e riaprire una trattativa sulla base delle nostre richieste salariarie ed altro, e quindi i lavoratori sentono, vista l'importanza del contratto nazionale, questo tema in maniera forte. Le ore di fermo previste da CGIL, CISL e UIL sono 8. 4 saranno utilizzate per lo sciopero nazionale del prossimo 21. Le altre 4 si decide azienda per azienda. In provincia di Belluno i siti industriali che riguardano il comparto sono una quarantina e ciascuno sceglierà le proprie modalità. Oggi a Feltre hanno scioperato un'ora per turno e dovranno decidere quando e come fermarsi per le altre 3 ore programmate di astensione dal lavoro. Questa azienda scarica tutte le sue necessità sui lavoratori, pensano che i lavoratori devono essere flessibili, che il mercato debba regolare anche le vite dei lavoratori, quindi si cambia turno, si cambiano mansioni, si cambiano reparti a seconda di quelle che sono le sollecitazioni dell'azienda. Speriamo che lo sciopero possa servire per far capire alla dirigenza di questa azienda che la flessibilità non può essere in un unico senso, ma deve tener conto invece della vita delle persone. Su il sipario, sulla Final Four di Coppa Italia di volley Serie A3, stamattina a Palazzo Piloni l'evento organizzato dalla Lega Pallavolo di Serie A in collaborazione con la Pallavolo Belluno è stato presentato dal patron della Lega Massimo Righi. La Serie A3, ha detto, sta avendo il percorso che contavamo di raggiungere, quello di bacino per formare atleti, alcuni dei quali si stanno ritagliando ruoli importanti in Superlega. Le date da segnare sul calendario sono quelle del weekend 22-23 febbraio al Palasport di Longarone, che torna dopo il glorioso anni 80 ad ospitare il volley al massimo livello. In campo scenderanno Belluno, Sorrento, San Donà di Piave e Ortona. Con questa notizia termina la nostra edizione del telegiornale, vi lascio ora alla pubblicità, alla sigla, al meteo e dopo la pubblicità naturalmente la nostra sitcom da non perdere, una buona giornata. A voi una buona serata e naturalmente restate su Antenna 3.